Ci siamo, Gian. Buonasera a tutti. Buonasera da Mezzo Lombardo per la terza di campionato Under 15 Eccellenza. Questa sera di fronte avremo Rotagliana Basket contro Scaligera Verona. Terza di campionato, ma seconda partita di Rotagliana che deve ancora giocare la seconda giornata per uno spostamento. Gian, come vedi, ragazzi? I ragazzi li vedo come al solito bene, insomma, sono belli pimpanti. Purtroppo abbiamo un'assenza importante, quella di Giulietto Ziller, un piccolo infortunio. Due, direi. Due, assente anche Valerio, è vero, malato da qualche giorno, quindi sì, per noi sono abbastanza importanti, però sono sicuro che si faranno valere coloro che stanno in campo. È comunque una partita bella, prestigiosa contro una società la cui prima squadra è storica, gioca in Serie A, quindi una bella sfida per noi. No, ho messo il microfono troppo alto per Gianfranco, troppo alto per me e troppo basso per Gianfranco. Dobbiamo trovare un modo di convivere. Lui è alto, io sono basso e... Non è facile, Filippo. sarà dura questa partita, anche per noi qui al microfono. Tu sei il play, io sono il centro dei telecronisti rotaliani. Esatto, vedremo di smazzarti dei cioccolatini, Gian. Esatto. Magari in attesa della palla 2 mancano 3 minuti e 40. Un po' di sponsor che ci sostengono sempre durante le nostre attività di basket e mini basket. Ma il Gabbo non faceva tavolo? Luca! Ma Gabbo, non fai tavolo? Per iniziare, per minuti. Sì. Piuttosto che vedere la partita in diretta, guardate la cronaca, che interessante. Già magari possiamo leggere le formazioni. Cosa fai? Leggi Verona tu? Io leggo Verona con il numero 5 Matteo Mazzi, con il numero 8 Giulio Chizzoni Susani, il 9 Francesco Antonello, il 10 anche il capitano Roberto Trevisani, 12 Luca Tosi, 19 Luca Garbin, 20 Matteo Magagnotti, 33 Matteo Dalfior, 34 Tommaso Grandi, 43 Riccardo Dalla Pellegrina, 55 Francesco Fregata, 57 Edoardo Fabbri. Il capo allenatore è Simone Guadagnini, il cui assistente è Matteo Nobile, accompagnatore Luigi De Cantis. Allora io vi leggo Rotagliana che si presenta in 11 ragazzi per la partita di oggi, appunto per le assenze che abbiamo detto prima di Giulio Stiller e Valerio Frenez. Abbiamo col 4 Luca Perentaler, col 8 Jacopo Carli, col 11 Alessandro De Pretto, col 28 Andrea Cela, col 30 Mattiangelo Nuresi, col 36 Davide Graziola, col 68 Adriano Anfora, con l'82 Andrea Dalmonego, con l'89 Valerio Frenez, col 90 Pietro Civittini, col 93 Leonardo Torrisi e col 92 Luca
Pilati. Piccolo lapsus. Sì, prendi. Allora, la classifica dice Tezenis Verona, quarta in classifica, 2 partite giocate, una vittoria e una persa. Rotagliana Basket invece si posiziona in fondo alla classifica, al 12° posto, con una partita giocata, una partita persa. Siamo pronti per la palla 2. Oggi si gioca anche Victoria Basket contro Petrarca Padova e alle 18 a Marostica contro Aquila Basket. Poi alle 19:30 Banca Annia Padova contro Basket Riviera. E alle 19:30 sempre di oggi Nutribulle Treviso Save Mestre. E domani alle 11 Basket Salzano 03 Orange One Bassano. Rotagliana con la classica maglia a fondo nero e numeri arancione, mentre la squadra ospite, Scaligera Verona, fondo bianco, numeri blu. Bene, si parte palla 2 fra Jacopo Carli e il 19 che è Garbin Luca. Parte subito forte Verona ma sbaglia da sotto, rimbalzo di Rotagliana che parte con Dalmonego, la dà a Nuresi, Torrisi, Cela, dentro Dalton e 2 per Rotagliana. Tiro da 3 corto, un buon inizio come l'altra volta, come 2 salti di palla, Gian, direi. Sì, buon inizio. Anche se gli avversari sembrano tosti. Sì, sono molto fisici, molto pimpanti, ben preparati sicuramente, però un buon inizio anche oggi. Persa di Dalton, chiude Carli, un po' di caos in aria, alla fine la prende Carli che la cede a Cela per impostare la manovra in attacco di Rotagliana, una persa che non ha portato per fortuna frutti a quelli della Scaligera. Si prende un fallo Torrisi che andrà in lunetta presumibilmente. Intanto Magnocavallo dà dei suggerimenti a Nuresi. Sbaglia il primo. Un po' male ai liberi anche nella prima partita, Gian. Sì, ci dobbiamo un po' lavorare, perché possono essere, spesso lo sono, fondamentali. Ad esempio in questo caso ci avrebbero permesso di cominciare con un bel parziale, invece 2 errori purtroppo. C'è la ferma, ma tutti scappano e la riprende il numero 9 Antonello e fa 2 punti e impatta la partita. Si riprova Torrisi da 3, secondo ferro. Carli disturba l'azione di rimessa, buona collaborazione, ma sbaglia l'appoggio da sotto e riparte come un fulmine. Nuresi perde un po' l'attimo per il passaggio, ma poi trova Dalton che ne mette 2.
Vediamo se i ragazzi e i coach, la squadra, insomma, ha lavorato un po' su quelle transizioni che abbiamo preso contro Marostica, che ci hanno fatto tanto male, e sembra che in questo primo momento riusciamo un po' a difendere, però era successo così anche all'andata, alla prima partita. Intanto Sparacella ne mette 3, bene così. Finché facciamo tiri e buona percentuale, chiaramente siamo protetti dai contropiedi. Speriamo di continuare così. Soffriamo ovviamente la fisicità dei due lunghi di Verona, il numero 20 Magagnotti e il 19 Antonello, e il 9 è Garbin. Intanto canestro e fallo per Garbin. Vediamo se dalla lunetta riesce a concretizzare il gioco da 3. Lungo e smanacciata, e poi Torrisi fa sulla palla e siamo già dall'altra parte. Carli, buona circolazione, adesso Dalton prova a entrare, ha la manina calda ma questo non entra. A segno Verona che fa 7-6. Un po' scoperti ora, un 3 contro 3. Siamo riusciti a tornare bene, però lasciamo tanto spazio al tiratore che però... E qui il solito problema è lasciamo troppi secondi tiri agli avversari, rimbalzo in attacco. D'altronde in parte è inevitabile visto la fisicità delle squadre che stiamo incontrando. Dalla lunetta il numero 20 Magagnotti, corto il primo, vediamo il secondo, sembra corto ma lo accoglie il ferro e quindi impatta il punteggio. Manovra rotaliana, persa di Dalton che in penetrazione un po' portata questa per superare Cela. Da 3, buon rimbalzo di Davide che imposta, la dà Carli che gli dà col petto, gli ruba la palla. Un po' di difficoltà in attacco in questo momento. Sì, se posso permettermi, vedo un po' troppi palleggi e pochi passaggi contro questi avversari che difendono molto bene e assai rischioso. Sì, si prova un po' la soluzione personale, ma intanto Torrisi ne mette 2 a darci un po' di ossigeno, a farci tornare sopra. Buon intasamento dell'aria in questo momento, prende il centro, una buona difesa con un buoni tagli fuori, parte Cela, Torrisi, ancora altri 2. Deve uscire un po' prima magari. Beffatto dal rimbalzo e poi la fortuna ci dà il possesso. Ripartiamo dal fondo, tanto cambi per Scaligera e cambi per Rotagliana. Pronti Pietro Civettini e Nuresi per Cela e Dalmonego. Ovviamente nelle rotazioni si farà sentire un po' la mancanza di Stiller e Frenz che sono qui vicino a noi a guardarsi la partita con tanta voglia di giocare ovviamente.
segnata infrazione di passi. Stiamo perdendo un po' troppi palloni in attacco, Gian. Purtroppo sì, perché in questo primo quarto comunque il punteggio è a nostro favore e sprecare occasioni è un po' un peccato. Ritmi altissimi comunque, come è normale in questa categoria, come ci stiamo abituando. Buon taglio e direi anche buon fallo. Si torna in lunetta. Finora, se non sbaglio, neanche un canestro dalla linea della carità, Gian. No, non ancora. Speriamo che non sia questo quello buono. Ah no, prima l'ha fatto. Segna anche questo il numero 9 Antonello Francesco per il secondo tiro. Rimbalza tra i due ferri e esce. Siamo ancora davanti, 4 minuti sul cronometro. Penetrazione, Davide ci pensa, al tiro da 3, poi rinuncia. La prende Nuresi. Si incapponisce, però diventa un assist ma in valutazione cosa gli diamo? Tiro sbagliato o assist? Gian? Non saprei. Chiediamo a chi fa lo scout. Una giornatina al punteggio, altrimenti non si segue bene la partita. Un altro rimbalzo perso. Non fantastica la difesa in questo momento, in questa occasione. Porta sulla palla Nuresi che subisce fallo. Un eccesso di zelo da parte del numero 5 Mazzi, che non esegue una difesa da manuale, correndo a fianco e spingendo. Si riparte, 3 minuti e 32 sul cronometro, 13-10, palla in mano Rotagliana, si ferma il palleggio Nuresi per un attimo, può diventare un problema, si avvicina Graziola che penetra, buono, peccato il tiro un po' fuori misura. Con un colpo da giocoliere Mazzi al limite del regolamento si porta avanti la palla, penetrazione del 55 che esegue lo stesso tiro di Graziola e poi infrazione di passi a mettere tutti d'accordo in quella che era un'azione abbastanza concitata e piena di energia da parte di Verona. Sì, certo, mostrano una grande organizzazione, un buon giro palla chiaramente. Per fortuna sono ancora abbastanza imprecisi, sia da sotto che dalla lunga distanza. Intanto manovra Rotagliana, ancora passi per Torrisi, non ci voleva. Troppe palle perse, 4-5 forse già. Sì, sono 2 passi, 3 perse sotto canestro. C'è ancora da lavorare per i coach, direi, la prossima settimana, perché adesso i ritmi saranno incalzanti. Si gioca tutte le settimane, la settimana prossima a Mestre. Intanto la mette da 3 il numero 10 Trevisani e ferma la partita coach Magnocavallo. Eh sì, dopo 5 o 6 tentativi, non li ho contati esattamente, dalla lunga distanza entra il tiro di Verona e quindi impatta la partita. 2 minuti e 32 sul cronometro, 3 falli a 2, tutto sommato 13-13, direi che il risultato è giusto, la partita è equilibrata, un buon ritmo da entrambe le parti, qualche persa di troppo, ma anche da entrambe le parti direi, qualche passi, qualche palla scappata, ci sta, non siamo in Serie A insomma, anche se il campionato è di buon livello. Tra l'altro appunto i ritmi così alti chiaramente provocano anche qualche errore in più, qualche palla persa in più. L'importante adesso per noi è rimanere in partita e cercare di giocarci quarto dopo quarto, punto a punto, così come stiamo facendo adesso. Sì, l'importante è appunto restare sempre lì, magari provare qualche strappetto se ce ne fosse l'occasione e vedere di portare avanti la partita su questi toni.
credo che c'è un po' di più attenzione in difesa in questo primo quarto, in questi primi 7 minuti. Sì, direi di sì, insomma. Chiaramente, come si diceva prima, qualche errore si è visto, però in generale una buona intensità, anche un buon lavoro di squadra, insomma, con degli aiuti difensivi che servono. Anche perché coach Davoglio mi ha chiesto l'altro giorno se c'era il fuorigioco nel basket e ha spiegato ai ragazzi che appunto che non si possono prendere 30 punti tutti col giocatore dietro le spalle. E oggi infatti mi sembra la difesa un po' più sul pezzo per questa parte di gioco. Intanto va dentro Nuresi, prova un numero da NBA. Chiede collaborazione ai compagni, al coach sì. e al pubblico anche. Dai, forza pubblico. È un errore di Nuresi, però non ho visto linee di passaggio offerte dai compagni, quindi è un errore di squadra. Direi. Sì, si è trovato. Lui è andato dentro, pensava di trovare qualcuno, non ha trovato nessuno. Non sapeva più cosa fare Torrisi. A un certo punto dobbiamo un attimo mettere le idee a posto perché aveva rischiato la persa, poi ha fatto anche un quasi passi e poi l'ha buttata via. Non un buon segno, diciamo. Buon taglio intanto. La fa girare bene la Scaligera, poi guizza fra un paio di avversari Torrisi e Graziola e va a prendersi un fallo. Nel momento con la nostra difesa stiamo impedendo tiri completamente aperti e quindi la percentuale degli avversari rimane piuttosto bassa. Direi che tiri facili ne ho visti pochi. Intanto arrivano al quarto fallo, Scaligera se lo riprende Graziola, buon impatto per lui in questa gara. Aveva un po' sofferto la prima partita, oggi lo vedo più sicuro. Certo. Un paio di cambi, si riparte dal lato, Nuresi, dal Monego, dentro subito, Graziola prende un altro fallo, lasciatelo stare poverino. Un bello schema sulla rimessa laterale. Un taglio, due tiri liberi. Sbaglia il primo. Lungo anche il secondo. Pilota a rimbalzo. Stavolta il fallo lo fa Davide. Purtroppo i tiri liberi rimangono in questo primo quarto il nostro tallone d'Achille. Intanto quarto fallo anche per Rotagliana. Scaligera in bonus. Un time out per coach Magnocavallo. C'è un attimo da capire cosa sta succedendo. Si riparte dal fondo. Ah, c'era un dubbio su chi aveva commesso il fallo. Dopo averne subiti 3 ne ha fatto uno anche lui, insomma, ci può stare. Perde l'attimo da sotto ma una buona penetrazione e si porta a casa il fallo e 2 liberi. Ecco, questo è proprio quello che dobbiamo evitare. Queste penetrazioni al centro senza riuscire a tenere almeno un primo palleggio di penetrazione, perché questo impedisce l'aiuto dei compagni. Lungo il primo, non grandi prestazioni ai liberi direi stasera. Anche la squadra ospite. Non tocca neanche il ferro, il secondo, si riparte dal lato. Bene così, 13-13, basso il punteggio, mancano 56 secondi. Grandi difese, Gian? O scarsi attacchi? In questi casi è difficile da dire, entrambe le squadre difendono bene.
Ma quindi- ho visto delle aree abbastanza belle intasate, quindi direi che le difese si stanno muovendo bene. Un altro passi, è è la terza persa per passi. Un piccolo aneddoto, hanno fatto 3 passi, due ragazzi, Torrisi e Graziola, che sono di riva. Io mi ricordo una partita dove c'era un allenatore della Virtus che avrà segnato 800 passi in una partita, quindi probabilmente non era il suo allenatore. È possibile. Dalton ne mette altri 2 intanto, splendida azione di Nuresi però, che gli dà un cioccolatino che deve solo scattare e infilare nel canestro. Siamo già dall'altra parte, dalla media, gliela sputa. No, Cela! Cosa ha fatto? Parziale 5-0. Da 3, giusto. Esattamente allo scadere. Buon equilibrio, dall'angolo, grande bomba. Direi che le ultime 2 azioni sono state spettacolari di Rotagliana. Prima la penetrazione di Nuresi che taglia tutta l'area, la butta dentro per Dalton che ne appoggia 2 facili, almeno da qui sembravano facili. E questa invece che sembrava ormai destinata a rotolare fuori questa palla, invece Cela la raccoglie, la spara da 3 dall'angolo nel canestro e direi un buon +5 a fine del primo quarto. Bene così Rotagliana. Sì, un +5 meritato perché, a parte qualche palla persa di troppo, ma ci può stare, come abbiamo detto prima, siamo riusciti a mantenere sempre una buona intensità in difesa, in attacco, quindi del tutto meritato. Magari se ci dite se ci sentite bene, così abbiamo un feedback e noi siamo felici. E magari Gian, andiamo a sbirciare cosa fanno gli altri? Sì. Vediamo. La Victoria Basket è sul 25-12 su Petrarca Padova. Quindi primo quarto 25-12 +13 per Victoria Basket. Partita già un po' indirizzata, ma credo che è un po' presto per dire che Victoria sia già a posto, insomma. Un +13 non fa non fa la felicità. Andiamo poi a vedere un po' il tabellino della nostra invece, della partita che vede un Cela con 6 punti, un Dalmonego con 6 e Torrisi con 6 dei 18 punti, quindi 3 ragazzi a tabellino, mentre per Tezenis c'è Francesco Antonello con 3, Roberto Trevisani con 5, Luca Garbin con 2, Matteo Magagnotti con 1 e Francesco Fregata con 2. Riparte la partita con Rotagliana in attacco. Passaggio nei piedi, ma la prende, poi prova un colpo da biliardo, non va a segno. Riparte Scaligera, quello che non dobbiamo subire, Esatto. Restituiamo però immediatamente la transizione. Adesso si gioca come nel mini basket, su e giù, canestro e si riprende. Ah no, adesso hanno messo un po' la difesa, ma prova la penetrazione, lo tiene bene Torrisi. Passi in partenza. Cambia subito Bagnocavallo, esce mi sfugge il nome adesso, Davide Graziola. Ogni tanto ho dei lapsus. Entra Carli.
Imposta Nuresi sul 20-15, sbaglia il passaggio, la ricezione con Torrisi, un piccolo malinteso. Imposta Saligera, penetra. È un po' un live, se la lasciava andare. Però gli è andata di fortuna questa volta, perché bastava lasciarla andare, era nostra. L'ha toccata, gli ha tirato addosso e rimessa rotagliana. Un po' il live motiv è che il 55 fregata Francesco va dentro sotto il ferro, poi la butta da scarica su qualche compagno. Penetra e scarica. Mi sembra che sia appunto il tiro da fuori è ancora piuttosto deficitario. Mi sembra che il gioco sia un po' quello, al fisico per farlo fregata. E per ora non sta incidendo sotto canestro. Stoppato Torrisi da 3, ma recupera Cella su pressione di Carli. Peccato non è riuscito l'assist. 3 contro 2. L'abbiamo appena detto e fregata ne mette 2. Meno 3 per la Scaligera. Dalton rischia la persa su un passaggio un po'. Graziola vede uno spazio, si butta dentro, purtroppo non entra. Riparte veloce subito. Ha colto dal ferro. Dobbiamo reagire immediatamente e cercare di interrompere questa situazione di contropiedi veloci degli avversari. Un parzialino, buon recupero di Carli. Torrisi da 3, lunga. Nessuno a rimbalzo, riesce in qualche modo a farla la sua. Parziale Tezenis di 4-0. Dobbiamo fermare l'emorragia prima che sia troppo tardi, anche se manca tanto. Lì si fanno sentire i centimetri, ma mette un piedino sulla linea, si lamenta con l'arbitro per le manate, ma qua non si risparmiano gli abbracci e le strette di mano. Dalton deve arrangiarsi sulla rimessa, credo. No, viene Graziola a prenderselo. Involontariamente fallo del numero 10, purtroppo non voleva fare fallo ovviamente perché era anche di schiena, ma aveva lì il piede, gli ha fatto uno sgambetto. Il regolamento è così, non puoi invadere lo spazio del tuo avversario. Cela se la sente e va giù, la ferma Cela l'emorragia con un'altra bombetta da 3. Time out Verona. Ok, sistemato in grafica il computo dei falli, altrimenti eravamo già in bonus con tutte e due le squadre. C'è tanto lavoro qua nella diretta. Un lavoro oscuro. Intanto gli infortunati italiani si mangiano un panino con la mortazza per, non offrono neanche. Per alleviare il dolore di non essere in campo. Speriamo non ingrassino troppo in questa pausa forzata. Sette minuti sul cronometro, 23-19. Bene così, Gian? Sì, la partita va avanti in equilibrio, punto a punto. Qualche strappo da una parte e dall'altra, ma per adesso direi equilibrio totale. Come sempre ringraziamo il nostro cameraman Yuri Nuresi. Seguite il suo canale su YouTube. Tante giocate del figlio Mattia e tanti highlights delle partite rotaliana. Si riparte, parte dal fondo Verona.
Canestro e fallo del 55 che probabilmente ci ha sentito, gli abbiamo detto che non aveva mai tirato, adesso le ultime 2 penetrazioni inizia a fare male. Soffriamo un po' queste penetrazioni, probabilmente dovremmo cercare di aiutare i compagni sul lato debole della difesa e capire se sono in grado poi di scaricare qualche pallone piuttosto che andare dritti al canestro. Sbaglia il libero, buon rimbalzo di Torrisi, apre per Dalton, Graziola va dentro, aiuto di Carli che prova la penetrazione, scarica fuori per Civettini che la prova da 3, scheggia il ferro, rimbalzo Verona, si riparte, Dalton prova a anticipare, ferma, buona fermata di palla di Dalton, adesso siamo sul perimetro. Un po' sopra le righe la difesa di Torrisi, ci sta però, ci sta facendo male il numero 55 con le sue penetrazioni, ci sta che si usi anche le cattive per fermarlo, andrà a prendersi punti in lunetta se li vuole. Intanto rientra il 19 che è Garbin Luca. Ha detto che li vuole e il primo lo mette. Due su 2. Partita in parità di nuovo. Entra Nuresi, esce Carli. Torrisi dalla media scheggia il ferro, riparte Verona. Buona difesa di Graziola. Entra ancora il 55, lo fermano con le cattive. Non so quanti falli ha Torrisi, adesso guardiamo che palletta alzano. Si riprepara Carli, mi sa che esce Torrisi. Terzo fallo. Questo frangente della partita dobbiamo assolutamente trovare le contromisure per queste penetrazioni del numero 55. Sì, sta diventando un fattore. Il buon ci sta fregando. Bel giocatore comunque questo Francesco. Riesce a prendere il centro dell'area con tagli e quant'altro. Mette il secondo. Avanti Verona. Manovra Nuresi. La dà per Dalton, la fa girare su per Civettini, da 2, corto, una piccola esitazione e non possiamo dire cosa non vuole il tiro, vero Gian? In diretta? No, non si può dire, però qualcuno penso che se lo possa immaginare. Diciamo che non vuole pensieri. Non vuole pensieri, sì. Un altro fallo in area rotagliana, un po' in difficoltà in questo momento, torna Cela, esce Civettini, si riprende dal fondo. Civettini con 3 falli se non sbaglio. Iniziano a pesare un po' i falli, anche in virtù delle 2 assenze. Un po' di attenzione in più. Qua fischia fallo, non sono proprio tutto d'accordo. Un po' al limite, infatti. Purtroppo abbiamo esaurito il bonus. Peccato perché il cronometro dei 24 segnava 3. Li stavamo portando alla fine del tempo concesso per il loro attacco, però va bene così. Non dobbiamo allargare il punteggio in questo momento, dobbiamo restare concentrati, fare cose facili, difendere bene, intasare l'area. Certo. La partita è ancora in perfetto equilibrio, quindi rimaniamo concentrati. Lì sbaglia, lotta Cela,
Buon rimbalzo che si tramuta in un possesso alternato e il possesso va a Verona. Ingenuità su questa rimessa da fondo che avevamo già visto in altre rimesse, eppure ci siamo caduti. Intanto è entrato Perenthaler da 3 Nuresi, peccato. Buono Perenthaler, va a prendersi un buon fallo a rimbalzo. Un po' pignoli gli arbitri. Ho visto l'altro giorno la partita fra Orange One e Aquila Basket, se le sono suonate di santa ragione e devo dire che per fischiare l'arbitro doveva essere un bel palletto, insomma, qua un po' più delicati. No, questa coppia arbitrale fischia tutto legittimamente, ma no, ma basta saperlo e sì, ci si adegua. È il metro. (26-23, 4:38). Siamo sotto di 8 nel quarto, perché ricordiamo eravamo a più 5 a fine del primo quarto, adesso siamo a meno 3. Forza ragazzi. Ma qua bisogna, queste partite qua vanno giocate un possesso alla volta. Buono per noi, male per Scaligera, che veramente era un canestro che sembrava fatto e è uscito invece. Buon giro palla. Dalton la mette da 3 e la torna a mettere in pareggio. Grande Dalton. Qua un po' leggeri in difesa. O si difende tutti o sono guai. Errore nella rotazione difensiva. Ferma la partita Magnocavallo con questi 4 punti in fila. Cosa abbiamo visto nell'azione precedente? Una penetrazione degli avversari, un buon aiuto da parte di un giocatore rotaliana, però purtroppo la difesa non ha fatto la rotazione necessaria e quindi è rimasto libero l'ultimo giocatore che ha preso lo scarico. Un po' più in difficoltà in questo secondo quarto, Gian. Un pochino, diciamo che è abbastanza attesa questa difficoltà alla quale possiamo reagire, attesa perché appunto abbiamo un po' di problema di assenze e di rotazione, quindi a un certo punto c'è anche un po' di affanno, di stanchezza. Aggiornamenti degli altri campi? Ci stavo guardando, Victoria Basket si porta sul 37-22, un po' più equilibrato il secondo quarto perché è un 12-10 contro il 25-12 del primo quarto. E Petrarca forse ha trovato un po' le misure. Tanto magari andiamo a vedere un po' di tabellini intanto che aspettiamo che le squadre tornino in campo. E fregata, infatti è l'unico in doppia cifra di Verona con 11 punti, come Andrea Dalmonego che ne ha messi anche lui. Al tabellone siamo già dall'altra parte, pensa al tiro, poi dice vado dentro, gliela tocca a Carli e fallo. Vediamo che fallo, quanti falli ha Carli. Terzo anche per lui. Facciamo fatica in difesa, facciamo fatica e ci costringono. In questo caso molto difficile fermare questo Sì, attacco uno contro uno. Diciamo che il numero 19 Garbin Luca fisicamente è molto prestante e fermarlo sulla penetrazione non è proprio la cosa più semplice del mondo. Ci hanno provato.
Tutto sommato è un fallo che vale 2 punti, anche se il terzo. Imposta dal Monego. Carli in post, prova ad andare dentro, scarica su Torrisi. Erroraccio. E 2 per Verona, quello che non deve succedere, ma restiamo concentrati, ci sta un errore, i passaggi laterali troppo lunghi però sono di facile intercettazione. Intanto col suo sinistro magico Torrisi ne mette altri 2, buona prova in attacco per lui. Dalton tira giù un rimbalzone, poi la scarica per Graziola che la dà a Carli, apre su Cela, la gira a Graziola di nuovo, pensa al tiro, poi entra, finta, tiro, niente. Prova a prendere il rimbalzo Torrisi, ma esce la palla, si riparte dal fondo con Verona. Intanto cambio Carli De Pretto. 2 minuti e 20 sul cronometro, 28-32. Buona toccata di Graziola che per un attimo non ruba la palla. Abbiamo sentito il nostro allenatore Magnocavallo chiamare i ragazzi a un maggior movimento in attacco, e giustamente, perché c'era proprio questa sensazione di essere un po' fermi. Si attacca tanto adesso, ci attaccano molto in 1 contro 1 i ragazzi di Verona, però buona imbucata. Qua c'era anche un mezzo fallo se posso, ma la fan girare come su un biliardo. Grande azione questa di Rotagliana. E torniamo a -2. Spinto via di fisico Torrisi, ma viene punito per quella spinta dal dio del basket. E Dalton? No! Incredibile. Sembrava dentro. È stato un voto e risposta del dio del basket, ce l'ha preso e dato. Adesso 2 per Verona, si portano su +4. Bella partita da una parte e dall'altra. Davide, fallo. Come cazzo fa a non essere fallo? Telecronista, mantenga una certa imparzialità. Mi sembrava fallo, ma evidentemente è palla fuori. Scheggia il ferro Torrisi da 3, riparte Verona, 1 minuto sul cronometro, forza ragazzi, apre, spara la bomba, ferro interno, la prende Droid, imposta Graziola, ragiona, Dalton sulla Torrisi, la dà De Pretto, dal Monego, scarica su Cella che prende il centro e ne mette 2. Bene, hanno ragionato, non si sono fatti prendere dalla fretta e ha dato i suoi frutti. Buon canestro di Cella. Buona difesa di De Pretto. Buono. Via. Dalton sbaglia l'appoggio per il pareggio. Purtroppo succede anche questo a Dalton. Però non si può di sicuro ricriminare niente al nostro folletto. Scadono i 24, peccato. Secondo. Fine primo tempo, 32-34, poteva essere 34-34, ma bene così. Bene così, grandissimo equilibrio, partita bella e quindi ce la gusteremo anche nel secondo tempo perché è una partita che si giocherà ancora punto a punto. Brava Rotagliana. Lasciamo spazio un po' ai nostri sponsor, andiamo a bere un bicchiere d'acqua e ci rivediamo per il secondo tempo.
attaccando il microfono. Ah, ma ieri sera lasciamo perdere ieri sera. Non ti mando i video che hanno girato dello spogliatoio. Cioè, dopo che penso abbiamo fatto per aiuto. Non vogliamo sapere nulla. Non è mai venuto siamo tutti venuti così a vedere. È arrivato Mirko con il frigo in casa. Dobbiamo procurarci un frigo da tenere qua. Rimane sempre qua. Ti sei perso di quei balletti. Cosa ho visto dal video? No, quello era un verità, da solo Filippo fa la telecamera, io faccio un commento tecnico.
Si riparte 32-34, attacco Rotagliana, Carli scarica su Nuresi che la fa girare per Cela, Graziola prova ad andare dentro, 3 su di lui, scarica su Carli, Cela, grande passa, peccato per l'appoggio, ma bella azione. Peccato, bella azione. Ancora la solita penetrazione del 55 e continuiamo a soffrire. Rotagliani in attacco adesso, palla sul perimetro. Bene, già hanno sistemato un po' la grafica, torniamo in diretta, persa di Graziola, 55. Buona difesa di Carli che si sacrifica col corpo, spallata per terra, ma adesso c'è una tonnara sotto canestro, Graziola come un leone. In mezzo a due colossi, bravo. Bella grinta di Davide Graziola che non si fa intimorire dai fisici. Bisogna affrontarle così queste partite. Intanto in campo Droid Alessandro De Pretto che si sta guadagnando dei minuti importanti con la sua fisicità e la prestanza sotto canestro. Prova a penetrare Carli, fallo di piede, 14 secondi per noi, buona così, stava per scadere i 24. Si ricicla il cronometro e siamo ancora in attacco. Magno Cavallo dà i suggerimenti ai suoi, imposta Nuresi, sale Cela per il blocco, buono. De Pretto perde l'attimo e la butta via. Peccato. Bene. Buona fisicità sotto canestro, gli mettiamo sempre il corpo e adesso fanno un po' di più fatica anche loro. Mani ovunque per Cela. Prova a toccargliela da dietro, ma gli viene fischiato il fallo, credo, al numero 19 Garbin sempre. Garbin Luca, rimessa a Rotagliana. Avete visto che la squadra ospite sta cercando di fare il gioco 1 contro 1 spalle a canestro, ma per il momento teniamo bene. Sì, gli stiamo mettendo il nostro fisico, anche seppur
non particolarmente prestante. Cella da 3, rimbalza sul ferro, un buon tiro ben costruito. Prova a darla dentro al lungo, ma come tutti i lunghi che si rispettano ha le mani un po' così e perde la palla. Stiamo scherzando, Tutti, dai. stiamo scherzando ovviamente. Il numero 20 Magagnotti è un bravissimo giocatore e ci mancherebbe, insomma. C'è la spesa al tiro da 3, poi prova a scaricare, se lo prende Nuresi, non prende il ferro, ma rimbalzo e balzo e rimessa per Rotagliana. Buona azione di Cela. 1 sul cronometro intanto. Purtroppo, non avendo scheggiato il ferro, non si è riciclato il cronometro. 1 secondo sul cronometro. 36-32, 7 da giocare nel terzo quarto. 36-32. Rimessa a Rotagliana, vediamo cosa si inventano. Il tempo era un po' poco, scade subito il tempo. Carli non riesce a trovare il canestro e neanche il ferro. Serviva una soluzione un po' più articolata, credo, per poter portare a casa qualcosa, ma ci sta. Molto difficile. Manaccia Nuresi, la prende Cela, ma poi la perde e il 19 va a depositare 2 facili. Peccato perché c'era stata una buona difesa. Sempre sul loro gioco, palle a canestro. Ce lo possono permettere perché il fisico ce l'hanno per fare questo tipo di gioco. Direi che Garbin, e adesso non c'è il 55 che è fregata, riescono abbastanza bene. Intanto va dentro Dalton nel traffico, ne mette 2, poi la danno a Nuresi che ne mette altri 2. Buon break per noi. Ci voleva un regalino natalizio anticipato. Rimbalzo di Dalmonego, imposta Cela per Dalmonego che supera la metà campo. Si ferma, ragiona, poi va dentro, la dà a Carli, prende il centro, ne mette 2 anche lui e la porta in pareggio. Buono così, questo 6-0 da. 6-0, sì, bravi. Prova da 3 e la mette. Champagne in questo momento. Partita apertissima. Cambiamenti di fronte continui. Molto bella. Più 3 Scaligera, l'aveva appena presa per i capelli Rotagliana, ma Dalton adesso vede uno spazietto. Poi la butta in mezzo, non arrivano Torrisi e Carli, arriva un difensore di Verona che la mette sul fondo. 9 secondi sul cronometro dei 24, 5-25 da giocare nel terzo quarto. Vediamo la nostra rimessa. Sembra ci sia uno schema, Gian. Sì, sì. Non sembrano proprio messi a caso. Doppio blocco. Carli non ci crede per fare un gancio cielo, ma ci prova Cela. Un po' lungo, rimbalza sul secondo ferro. Riparte Verona e imposta col numero 32, che non ce l'abbiamo neanche a referto. Allora forse ho letto male il numero. Infatti è il 33, che è Dalfior, Matteo. Riparte Nuresi, si dimentica il pallone, si lanciano quasi da terra. Dalfior ovviamente non si rende conto di aver toccato a Nuresi. Non era sicuramente sua intenzione fare fallo, però vale lo stesso discorso di prima. Ripartiamo, 16 sul cronometro dei 24, imposta Dalton, la passa dentro a Cela, quasi anticipato, prende palla, tanta energia di Cela, la scarica, gliela toccano, la prende Dalfior, riparte veloce, gliela toccano, va fuori. Tanta confusione adesso, prima Champagne, adesso Tavernello. Sì, sì, no. È il gioco run and gun che prevede anche a questa velocità degli errori, chiaramente, visto anche la gioventù dei ragazzi. Direi che in questo terzo quarto mancano 4 minuti e 34 sul cronometro, Rotagliana 0 falli.
buono perché eravamo un po' gravati. Buono perché... Riusciamo a difendere bene e Esatto, per adesso pochi falli. c'è anche la difesa, quindi non è un Sì. sintomo di mancata difesa. Anticipo siderale di Dalton che va dritto per dritto, ne mette 2 e tutti contenti. Riparte dal Pior che va dentro, scarica bene e... fortunoso rimbalzo di Torrisi che poi subisce anche un fallo, mi pare, o lui o Dalton, adesso non ho visto. Gli avversari esauriscono il bonus, quindi è un aspetto da sfruttare. Abbiamo tirato pochissimi liberi, Gian. Pochissimi sì, però questo è il momento di sfruttare questa situazione con la squadra avversaria che ha esaurito il bonus. Aggiorno la grafica, 5 falli per Scaligera, 0 per Rotagliana, va dentro dal Fior e si prende un fallo con tiro libero lui. Lo prende quello che può valere 2 punti. Francamente era un po' difficile che da quella posizione potesse fare canestro, almeno salvo miracoli. Però tant'è che... Piccolo colloquio con l'arbitro, forse deve chiarire alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti. Partita tutto sommato corretta. Mette il primo. Anche i ragazzi si stanno... Non vedo atteggiamenti sopra le righe. No, la partita pulita, corretta, assolutamente. Mette anche il secondo. Ma ne mette 2 anche Dalton in un'azione a linee verticali, sembrava fatta con la squadretta. E invece prova anche Scaligera, però apre un po' troppo il passaggio che esce dal campo sul laterale, rimessa per Graziola. Esce dal Fiori, intanto entra il numero 5 Mazzi. Peccato che è uscito dal Fior, che me lo ricordavo come nome. C'è la imposta. Penetra Davide Graziola, purtroppo non va neanche questo. Buono giro palla, buon tiro. Ci mette la mano Davide, sempre generoso nelle sue azioni in difesa e a rimbalzo. Intanto la prende Dalton, temporeggia, la dà Carli, stoppato. E purtroppo tocca anche la palla, a quanto pare. Almeno così decide l'arbitro. C'è incredulità. Era nera. C'è incredulità per siamo la un po' decisione coperti. arbitrale. Cioè, l'ha murato. Sono un po' coperti su questo. Poi lato è del anche, campo, è anche siamo riusciti a è vedere. anche difficile che lo stesso giocatore si renda conto di quello che è successo, perché sei lì con un giocatore addosso e non sai se tu l'hai toccata per ultimo o meno, ma fondamentalmente è una cosa a sensazione che non lo sa neanche l'arbitro. Chi l'ha toccata probabilmente ci vorrebbero 10 replay da telecamere che non abbiamo. Frazioni di secondo e millimetri. Comunque, partita in perfetto equilibrio. Continua il punto a punto. Time out di Scaligera su questa azione, probabilmente vorranno disegnare qualcosa, Gian. È possibile mettere a posto qualche aspetto, soprattutto l'imprecisione che hanno avuto nelle ultime azioni d'attacco. Hanno condotto contropiedi sulle linee laterali, penso che il loro allenatore non sarà contento di questo e hanno perso diversi palloni. Riparte dal fondo. Riempiamo bene il campo, infatti qualche passeggia pericolosamente sulla linea di centrocampo.
buono scarico. Serve un aiuto a Cela, arriva dal Monego che parte veloce, scarica su Nuresi. Un palleggio un po' incerto, però viene a prendersi la palla di qua. Buono Dalton che va a prendersi 2 in lunetta. Dalton ha la spada di Damocle del cambio, se realizza esce, se lo sbaglia resta in campo. Tu che faresti al posto suo? Ma Dalton li fa perché è un È il secondo che conta. Però. è un assatanato di punti. E il secondo lo sbaglia però. Vedi? Birichino Dalton vuole giocare. Imposta Verona. 2 minuti e 27 sul cronometro. Hanno sbagliato tanti tiri che sono entrati e usciti dal canestro. Non è che, diciamo, possiamo parlare di fortuna. Dalton la prova da 3. Ci mette 20 minuti e va in fondo alla retina. Grande parabola, grande backspin. Adesso c'è il break a nostro favore. 2 di Nuresi. Si infiamma il pubblico qui alla palestra di Mezzo Lombardo. Imposta adesso Verona. Vuole subito. Sbaglia un appoggio all'apparenza facile. Prende un rimbalzo però al numero 20 Magagnotti e ne mette 2. Ferma un po' l'emorragia. 45-48. 48-45 o meglio. 1 minuto e 29. Siamo vivi, Gian, siamo vivi. Sì, assolutamente, siamo più che vivi. In fondo Dalton ha fatto bene a sbagliare quel libero perché mi sembra che stia giocando alla grande. Adesso ci prova Davide, un po' sfortunato al tiro in questa partita finora. Purtroppo è andato su, pensava la palla non arrivasse, forse Graziola si è trovato un po' spiazzato. Adesso esce Dalton, entra Civettini e la tocca fuori, ma meglio partire da una rimessa che da un rimbalzo in attacco. Certo. E per fortuna Trevisani ci ha graziato con un errore sotto canestro. Sì, errore abbastanza clamoroso. Non prende neanche il ferro, riparte Rotagliana, Nuresi da solo, ne mette 2. Più 5 Rotagliana, riprendiamo il vantaggio del primo quarto, mancano 46 secondi, un paio di possessi da giocare per la fine del terzo quarto, difende Graziola, sempre generoso in difesa. Civettini lo accompagna fino al ferro, poi fallo e canestro, questo non ci voleva. Anche perché è il quarto di Pietro, credo. Magno Cavallo dice staccagli il braccio, credo che sia in gergo ovviamente cestistico. Certo. E non certo letterale. No. Si usa dire. Si usa dire fallo in modo che non ci sia almeno il canestro. Completa il gioco da 3, buono per Scaligera che si riporta a meno 2. 18 sui 24, fuori per Cela. Nuresi se la sente. Fallo di Graziola, credo che sia il quarto anche per lui. Io credo che questo sia un buon fallo a prescindere. Sì. L'unica pecca forse è che è il quarto fallo. Sì, l'unica pecca è quella perché Siamo ancora in bonus. ci sono quindi- 16 secondi, abbiamo 2 falli, ci poteva stare. Magari se lo faceva un giocatore che non era gravato di 3 falli era meglio. Adesso Magnocavallo toglie Graziola, entra Perenthaler per quest'ultima difesa. Infatti Magno dice ai suoi che c'è ancora un fallo da spendere, Carli non dovrebbe spenderlo perché ne ha 3, Civettini ne ha 4. Prende il rimbalzo. 5 secondi alla fine, 4.
È andata così. +2. E adesso vinciamo il quarto, finiamo in vantaggio +2, quindi partita apertissima, si gioca tutto nell'ultimo quarto. Gian, 48-50 per Rotagliana. Arrivano anche i ragazzi dei piani a vedere la partita. Speriamo portino bene, se no non li facciamo più venire. Siete andati al 3 contro 3? Come è andata, ragazzi? È andata malino, sembra. È finita la pacchia, l'anno scorso le vincevano tutte, quest'anno non la vincono neanche a pagare. Ah, è perché è cambiata la categoria, adesso sono la categoria è 2011-2010, i ragazzi sono tutti 2011 e hanno perso e si sono trovati a giocare contro i 2010, quindi ci sta. Resta comunque una squadra da 3 contro 3 che è meglio evitare. Per esperienza dei nostri ragazzi Rotagliana, che le hanno prese sia all'andata che al ritorno. Gian, andiamo a vedere cosa fanno gli altri? Sì, uno sguardo sugli altri campi. Vediamo se riusciamo a vedere cosa sta succedendo. E Victoria Basket ha iniziato dal quarto, siamo 63-36, direi che Partita segnata ormai. Che è andata. Intanto l'Aquila fa la voce grossa a Marostica, 17-4 nel primo quarto. Un bel parziale per l'Aquila. Direi di sì, sono partiti forte. Vediamo. Mancano ancora 3 minuti, quasi 4 minuti, siamo già 17-4. Ha un po' di problemi in partenza Marostica, anche qua aveva subito un parziale iniziale, poi però era tornata alla grande. Adesso vediamo cosa fa contro i ragazzi di Aquila Basket, gli altri trentini del nostro girone che hanno un record 1-1, una vinta contro Padova e una persa contro la corazzata di Orange One Bassano. Intanto ripartiti, subito forte Verona, fa la voce grossa, la tira 5 volte a canestro e alla fine la mette giù e la pareggia subito. Civettini, Nuresi se la sente da 3, un po' sfortunato, Carli la tocca, però la prende l'altro numero 8 di Verona, che la scarica sul 20, che la sbaglia. Buon rimbalzo di Carli che quasi la perde, poi Cela, passa la metà campo, va dentro, Civettini va fuori dal campo, non se ne accorge nessuno. Esatto. Da qui l'abbiamo vista bene. Forse aveva il calcagno alzato e allora l'arbitro l'ha visto alto. Questo. Facciamoci questo film. Va dentro Carli, la scarica in angolo. Arriva un tiro da 3 che non tocca il ferro, scadono i 24. Un po' confusa questa azione. Riparte Verona ai 100 all'ora però. Non sono d'accordo sulla rimessa, ma non sono nessuno e quindi la rimessa va a Verona. Un po' di caos in questi primi secondi. C'è un po' di foga, Gian. Un pochino, sì. La posta in palio È altina. è altina. Verona sicuramente non pensava di venire qua a perdere, in virtù anche di un'amichevole fatta quest'estate fra le due formazioni, dove Verona aveva vinto. Adesso ne mette 3 il numero 10 Trevisan, Roberto, il capitano. Sentiamo al pubblico. Una bolgia, è diventato la palestra di Mezzolombardo, il Palla Rotagliana. Cambio campo, c'era Dalton, Nuresi, lo vorrebbe tanto questo tiro da 3. C'è tornate ragazzi, tornate che
Se no fa male, se la sente subito, la mette, secondo ferro, rimbalzo lungo, Nuresi la prende, la dà a Dalton. Carli è già dall'altra parte, passaggio schiacciato a terra, Dalton lo accoglie il ferro. Il coach di Verona inizia a inveire coi suoi civettini, mi sa che ha finito la partita qua. 52-53. No, il fallo non è stato assegnato a lui. Ah, non è stato... scusate, pensavo avesse fatto fallo Pietro. Lo toglie comunque Magno Cavallo. Scanso equivoci. Canestro e fallo. Si lamenta Nuresi di una gomitata. (55-52). Tecnico a... non ho visto a chi? A Cela? A Nuresi credo. A Nuresi? Ha ragione. Tecnico a Nuresi, non serviva ovviamente. Regala un fallo e un... bisogna star calmi in queste occasioni. Per fortuna non fatturano dalla lunetta. Adesso il fallo... Gli altri due tiri liberi. altri due tiri liberi. Non so a quanti falli è Nuresi? Non lo so, mi sfugge in questo momento. Perché potrebbe essere anche un problema, perché due falli uno dietro l'altro pesano a questo punto della partita. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Torrisi, vai Graziola in posta. Torrisi sfortunato. Tre falli per Nuresi. Non è grave, non è grave. Ma questo sì, perché stiamo un po' sprofondando. Troppo spazio al centro. Sono entrati un po' più convinti i ragazzi di Verona in questo quarto, Gian. Sì. Dobbiamo crederci fino in fondo, la partita è a nostra portata ormai. Siamo lì. Vai, fallo! Non fischia l'arbitro. Non fischia neanche questo, fa solo il rimbalzo. Gli dà una manata a Cela. Spara una bomba da tre che non prende il ferro. Dalton lo prova a spingere sui materassi. Dicono che è fallo. Purtroppo siamo costretti a concedere ogni tanto secondi e terzi tiri. E questo avvantaggia molto gli avversari. Si è ribaltata la situazione dell'altro quarto dove era in bonus Verona e noi eravamo a 0 falli, adesso siamo in 4 falli e 0 Verona e tutti i falli hanno portato liberi che noi non abbiamo mai tirato, Gian, e questo pesa sul punteggio. Pesa molto, sì. Ah no, si sono sbagliati, non era bonus ancora. Ma è peggio. Una tripla pesantissima dall'angolo del numero 20. Più 8 Verona. Non mollare chiaramente, la partita è ancora aperta. Si fa dura adesso, 8 punti subito nei primi 3 minuti e mezzo. Pesano come un macigno Certo, però sull'andamento di questa partita. nel basket può succedere di tutto. 8 punti in 6 minuti e mezzo sono del tutto recuperabili. Sì, bisogna un attimo riprendere la via del canestro. In questi casi difendere come le formichine e poi andare in attacco e cercare di mettere punti e non pensare più al punteggio. Esatto. Mi sembra un po' più fiscale l'arbitro sotto il canestro di Rotagliana rispetto che sotto il canestro di Verona. Uno fischia un po' di più, uno un po' di meno.
ovviamente per tutte e due le squadre. Sì, del tutto imparziale. E anche questo è un ottimo arbitraggio, direi. Sì, adesso girano il campo gli arbitri. Sì, direi che la partita l'hanno tenuta bene, la stanno arbitrando bene. Un buon arbitraggio. C'era tutto anche il tecnico, direi, per... Vediamo adesso come esce dal time out Rotagliana. Cela la passa all'avversario. Gli fa una finta, Cela col piede volante, l'altro perde il giro e fa un passo di troppo. Bene così, la recupera, bravo Andrea. Dai, era facile, sì. Non è d'accordo forse il coach 1-2. Scaligera? Lentissimo, passi Non so, forse aveva qualche altro episodio da... Ma ovviamente sempre col sorriso sulle labbra, come deve essere in queste occasioni di gioia e di sport. Imposta Graziola che l'ha dato Risi, allarga per Dalmonego. Dalmonego la perde, 2 perse in 2. E sprofondiamo a meno 10. Tre perse in 3 attacchi, non si fa. Troppa frenesia. Come dicevi tu, Filippo, queste partite vanno recuperate anche con un po' di logica, con un po' di equilibrio. E invece troppa frenesia in attacco, abbiamo perso palloni che hanno permesso agli avversari... Tre perse in fila. Intanto quinto di Torrisi che fa male. Anche perché manda in lunetta il buon Magagnotti. Ragazzi, ci stiamo un po' sciogliendo come neve al sole in questo quarto. Adesso vanno giù anche tutti liberi. Era meglio se andava giù, forse. Peccato perché Graziola l'aveva presa come un leone, poi l'ha buttata un po' via. E ne subiamo altri 2, sprofondiamo a meno 12. Scusa, meno 13. Un po' di caos ragazzi. Sono saltati un po' ruoli, schemi. Sì, si lamenta Magno Cavallo con i ragazzi che devono impostare il play, se possibile. Dipende bene, Verona ha messo tantissima energia. Adesso Cela purtroppo non entra, rimbalzo Verona. Adesso entra tutto. Stanno andando via in maniera ingenerosa nel punteggio, direi, Gian. Sì, peccato. Non era il quarto che speravamo. Sei sul cronometro, rimessa dal fondo. Vediamo cosa si inventano i nostri ragazzi. Clima caldissimo comunque. Perde la... Sintomatico anche questo episodio. Credo che sia il caso appunto di chiamare time out. Sì, gli avversari sono in tranza agonistica e noi un po' sfiduciati probabilmente, quindi perdiamo anche palloni un po' ingenuamente. Sì, c'è il classico umore inverso. Di là si vola, di qua si è sottoterra. 67-52 d'altronde dice il cronometro. Sì, il cronometro magari lo dicesse il cronometro, lo dice il punteggio.
4 minuti e 23 da giocare, più 15, un po' pesante. Sì, non rispecchia tutto l'andamento precedente della partita. Abbiamo preso un parziale in questi pochissimi ultimi minuti, però il basket è così. Sì, bisogna giocare 4 quarti, dicono 3 non sono sufficienti. C'è anche il quarto, che di solito è quello decisivo. Di solito è così. Vabbè, speriamo che escano dal time out in maniera più decisa, più vogliosa, che non perdano la speranza. Bisogna lottare fino alla fine e poi vedere cosa succede. Infatti, l'importante è reagire, perché ci tornerà utile poi il bagaglio di esperienza per tutte le partite successive. D'altronde questo campionato che affrontiamo quest'anno dell'Under 15 Eccellenza è così, appena si abbassa un attimo l'attenzione, la voglia, l'intensità, gli avversari ti puniscono. Sono tutti ragazzi, credo, abituati a campionati di questo livello anche nelle categorie giovanili precedenti, perché in Veneto il livello medio è sicuramente molto alto. Sì, poi insomma stiamo parlando di una squadra che ha la prima squadra in A2, quindi ha un'academy, sicuramente non sono i primi arrivati, è uno staff tecnico di tutto rispetto. È già estremamente prestigioso stare qui a giocarsela contro di loro. Sì, direi che peccato perché adesso si sta allargando il punteggio in maniera importante, però è un peccato. Imposta Nuresi che se la sente, airball. È un po' lo specchio del quarto questo. Un'azione, poteva essere un po' il riscatto. Lo spazio c'era d'altronde, un tiro che Sì, si poteva prendere. l'abbiamo visto farlo ancora, quindi non è sicuramente una... Adesso la fanno girare bene i ragazzi di Verona, perde un po' la maniglia ma è fortunato, entra a spallate, va in cielo il 19 a prendersela e ne mette altri 2. Diciamo che non sbagliano più niente e noi non facciamo più niente in attacco, è un po' lo specchio di questo quarto. Si prova Carli, il ferro gli dice di no, reimposta Verona. Adesso se la sentono di fare tutto, la prova da 3, tabella. Quando le cose vanno bene, spesso continuano ad andare bene. Servirebbe un qualcosa che scuota la partita, una giocata, un canestro, qualcosa, invece restiamo inermi in attacco. C'è la prova a anticipare, si lancia a volo d'angelo, saltella in aria, ne mette altri 2. Adesso veramente stiamo prendendo un'imbarcata abbastanza pesante. Non ha controllato il parziale, ma molto pesante. Eravamo 4 contro 3, non abbiamo trovato un vantaggio, è sintomatico del momento. Andiamo a vedere un po' come sta andando, cioè, che parziale abbiamo. Abbiamo un 28-2. (28-2) Gian nel quarto. Diciamo, dice tutto, cioè c'è poco da commentare. Esce sconsolato Nuresi. Entra Graziola, entra De Pretto. Linguaggio del corpo da disfatta per i nostri ragazzi in campo. Ma in realtà
Sì, capisco chi è in campo, però una disfatta non è, perché abbiamo dimostrato di poter giocare ai loro stessi livelli. Poi chiaramente c'è stato questo crollo, però non la definirei disfatta. Diciamo che è andato tutto male nel quarto, forse anche un po' di stanchezza. Però diciamo che sono entrati con un cipiglio molto diverso i ragazzi di Verona nel quarto, li abbiamo visti subito molto aggressivi. Adesso ci prova Dalton a provare, sporcano le linee di passaggio. Ricicla il cronometro Carli per un pelo. Dalton la prova da 3. Ne mette 3 Dalton a rimpinguare il suo tabellino. Adesso è pronto a entrare per Enthaler dal Monego. Ormai siamo al garbage time. Manca un poco meno di un minuto. Sono svanite nel quarto le speranze di Rotagliana di giocarsela punto a punto fino in fondo. Peccato, perché si era vista una buona partita fino alla fine del terzo quarto, che eravamo sopra di 2. Ma non vediamo dalla nostra postazione cosa sta succedendo. Prova uno scarico in area di Graziola per Carli, che viene anticipato. La gira Scaligia, vediamo, ci puniscono con un'ulteriore tripla. Però tutto sommato Gian mi sono piaciuti di più stasera, a parte questo risultato molto pesante nel quarto. Sì, ma sì. Mi sono piaciuti di più i ragazzi. Bisogna lavorare su cercare di mantenere ritmo, lucidità, equilibrio per tutta la partita, ma sicuramente passi avanti rispetto alla gara precedente. Un altro Gli avversari passettino. erano altrettanto forti secondo me rispetto alla prima partita, quindi Io direi che note positive. mi ha impressionato un po' di più questa Scaligera rispetto a Marostica, se Sì, posso. appunto. Però peccato, perché il parziale del quarto non rispecchia l'andamento della partita, però logico che bisogna giocarla fino in fondo. E se fossimo dall'altra parte saremmo veramente contenti. Beh, direi. Complimenti agli avversari comunque. Bellissima squadra. Io direi che possiamo salutarci qua. È stato bello anche oggi. Peccato il risultato. 3 bei quarti. Alla prossima. Buonasera a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta e a chi ci vedrà in differita. Alla prossima. Ricordiamo la prossima Mestre in trasferta domenica prossima.